Gentilissimi amici collegati, buonasera, bentrovati. Inizia qui anche quest'anno la nostra sesta diretta streaming della processione di Santa Marina. Non vi nascondiamo come ogni anno che siamo emozionatissimi. L'idea di entrare in casa vostra e riuscire a mandarvi le immagini della nostra festa a tutti i concittadini sparsi nel mondo ci inorgoglisce e allo stesso tempo ci emoziona sempre tantissimo. Da parte mia, di Sergio Vacca che si occuperà di fare le riprese e di Franco Farris che sarà in studio per la regia, giungo un caloroso abbraccio a tutti gli emigrati, non solo il nostro ma tutto l'abbraccio degli abitanti di Villanova Forte. Un saluto particolare lo rivolgiamo anche quest'anno al nostro ex parroco Don Tonino Meloni che probabilmente è collegato in questo momento e ci sta guardando in diretta dalla sua casa di Luna Matrona. Un saluto cordialissimo e carissimo e un abbraccio a Don Meloni. Ugualmente un pensiero e un abbraccio ai nostri carissimi amici di Aguasantas, anche loro sono impegnati oggi nei festeggiamenti in onore di Santa Marina, perché come tutti voi sapete il nostro è l'unico paese in Italia a festeggiare questa santa di origini spagnole e lo fa nello stesso giorno in cui si festeggia appunto ad Aguasantas in Spagna. L'ultimo, ma non meno importante, degli abbracci e dei saluti va agli ammalati che non possono essere presenti qui quest'oggi. A loro sono dedicate le immagini della processione con la speranza di farli sentire parte della festa. Un grande bacio e abbraccio a loro. Voglio darvi alcuni dati tecnici. La diretta streaming è resa possibile grazie ad un servizio streaming gratuito. Se qualcosa dovesse andare storto vi preghiamo di scusarci ancora prima che questo accada. Eventuali inconvenienti durante la diretta possono capitare, anche perché le immagini che noi vi mandiamo possono qualche volta essere mosse o sfocate perché dobbiamo fare le riprese e camminare in contemporanea e non sempre l'operazione è così semplice. Quest'anno in particolare sarà ancora un po' più difficile perché, come vedete, la processione partirà quando è già buio e quindi ci sarà una fiaccolata che accompagnerà la Santa fino a Villanova Forte. Speriamo di avere luce abbastanza per potervi mandare le immagini. Allora, detto questo, vi diciamo che la Santa stanno preparando la Santa, come vedete. Anche quest'anno la Santa verrà portata in paese condotta dal gioco di buoi di Villamar. È un gioco di buoi nuovo quest'anno, un gioco di buoi giovanissimo di soli 4 anni, che però è ricercatissimo in tutte le sagre paesane. Magistralmente condotto dal signor Caveras e dal signor Refisio Perria, questo gioco partecipa ogni anno, pensate, a circa 30 processioni. A Villanova Forte loro sono sempre presenti dal 1996. Vi do anche qualche dato tecnico sul gioco di buoi. Ognuno di questi esemplari pesa circa 8 quintali, abbiamo un gioco di buoi di circa 16 quintali, un gioco giovanissimo, ripeto. Oltre al gioco che porterà la Santa, la Santa verrà accompagnata in processione dal gruppo Folk Suenau e dalle Launeddas quest'anno dell'associazione Sustracasciu di San Luri, dirette dal maestro di Launeddas, appunto, il maestro Vincenzo Canova. Cercheremo di farvi arrivare le inquadrature più perfette possibile e farvi sentire i suoni in maniera più perfetta possibile. Ecco, la Santa sta partendo.
Abbiamo iniziato adesso il giro della chiesa. Tra qualche attimo la Santa lascerà la chiesa di Santa Marina per tornare in parrocchia San Francesco a Villanova Fuori. Sentite la lontananza delle donne che intorno al rosario. Tu vai in studione a Dio, non si dove che perdonalo sì, perché un nostro come te non sa. Perdonalo per i cori nostri, come che si sa di Anche i maschi che alternano il canto del rosario, si sentite le voci maschili, ora è il momento delle voci femminili e ascoltiamo il religioso silenzio. Maria, mamma del Dio, prega con nostros peccados, hoy es hora de esa morte nostri, amén, Gesù. Santa Maria, mamma de Deus, pregai con nosotros peccados, hoy es hora de esa morte nostri, amén, Gesù. Salve Maria, piena de gracia, tu Señor es con te, benedicta tu intero tu sceglia, e benedicte frutes in granias tua. Come potete vedere anche quest'anno la processione è seguitissima, è una processione dove moltissimi emigrati rientrano proprio per l'occasione, proprio una dimostrazione di fede che si ripete negli anni. Quest'anno particolarmente suggestiva questa fiaccolata.
Sperando di poter avere abbastanza luce per poter documentare fino alla fine questa processione, noi ci metteremo d'impegno per cercare di far vivere al meglio dall'inizio fino alla fine questo meraviglioso momento di fede villanovese. Qualora dovesse mancare la luce ci dirigeremo direttamente a Villanova Forro e lì aspetteremo l'arrivo della Santa. La confraternita di Villanova Forro. Davanti alla processione del gruppo Volksfrau. Ci rendiamo conto che la luce sta cominciando a mancare purtroppo. Ci avviciniamo verso Villanova Forro. Speriamo di avere abbastanza luce per potervi continuare a mandare le immagini. Fastidioso per il microfono. Dati tecnici dicono che alla regia ci dicono che probabilmente questo vento disturberà un pochino l'audio, speriamo che non sia troppo fastidioso per voi che ci state a casa. Non siamo in grado di capire quanto possa disturbare questo vento che sentiamo questo pomeriggio. È importante ricordare che Marina morì, la Santa, morì martire il 18 luglio dell'anno 138 d.C. all'età di soli 15 anni.
a causa della bassa luce, della poca luce che abbiamo a disposizione, diventa più difficile registrare le immagini e commentare la processione, perché dobbiamo stare attenti come ci muoviamo, e quindi stiamo dando un po' a braccio nel raccontarvi un pochino tutto lo svolgimento della processione. Ci teniamo a ribadire che comunque una processione dove c'è una nutrita partecipazione, una vera testimonianza di fede che si ripete ogni anno. Il 17 di luglio, proprio nell'avvento della processione di Santa Marina, convergono moltissimi emigrati. Tutte le persone di Villanova Foro partecipano con una rinnovata fede ogni anno a questa processione. Cavalieri delle Scuderie Villanovesi accompagnano la Santa fino all'ingresso del paese, i giovani villanovesi. Abbastanza luce qua. Sì, dai. Se vuoi, qua. Allora, in attesa che arrivi la processione, ci prendiamo qualche minuto per regalare molto vento. Ci prendiamo qualche minuto per regalare un pensiero ai nostri giovani concittadini che ci hanno lasciato, che non sono più tra di noi. Giunga il nostro abbraccio forte e il nostro canto a Ornella Fares, Marco Villoni, gli indimenticati Francesco Caleggio, Remo Cillocco, Gianpietro Congiu, Filippo Gentile e Giancarlo Mura. Li sentiamo ancora partecipi della nostra processione e vogliamo che a loro appunto arrivi il nostro abbraccio, il nostro calore, i nostri canti di Santa Maria. Aspettiamo che arrivi la processione.
ingresso in paese. Speriamo che le immagini che vi giungono siano abbastanza nitide. Sentite in lontananza i cori, i canti, il rosario cantato degli uomini e delle donne che hanno accompagnato fin dall'inizio la Santa fino a Milano fuori. Da queste inquadrature avete modo di capire quanto sia seguita questa processione e quante persone anche quest'anno abbiano partecipato. Le persone collegate in questo momento mandiamo sempre ancora un cordiale saluto. Speriamo di rendere loro partecipi abbastanza, di riuscire ad inviare riuscire ad emozionarli inviando queste immagini, per renderli partecipi come se fossero qui anche loro a Villanova Fuori. Vera de gracia, su Señor con te, benedictas es tu intredo tu scemia, e benedite su frutes intranias tua Gesù.
Siamo entrati da qualche minuto dentro il paese, tra poco arriveremo alla piazza dove ad attendere la Santa ci sarà la raccolta del suono delle campane. La UNEDAS continua ad accompagnare fino alla parrocchia di San Francesco d'Assisi la Santa. Sentite le campane che accompagnano la processione. Il maestro Cavillo anche quest'anno ha suonato in vedete in lontananza la Santa che si avvicina verso la parrocchia, seguita da un fiume di gente. Bisogna dire che al tramonto in questa maniera qua risulta particolarmente suggestiva anche la processione.
Tutto pronto, la Santa sta per fare il rientro della chiesa di San Francesco. Vieni giù, vieni. La fai? Mettiti vicino alla luce, mettiti vicino alla luce. Molto bene, la Santa è appena entrata in chiesa, adesso ci sarà la benedizione. Non possiamo entrare con la telecamera perché veramente quest'anno la chiesa è veramente gremita, non possiamo accedere con la telecamera in chiesa, quindi stiamo per concludere il collegamento. Vi ripeto, pensiamo di aver fatto cosa gradita, abbiamo cercato di farlo nel miglior modo possibile perché è risultato particolarmente difficoltoso per la luce mandarvi delle immagini e poter leggere qualcosa durante il tragitto. Come detto, siamo arrivati praticamente alla fine, siamo sulla piazza e come ogni anno ne vogliamo approfittare per salutare le persone che ci stanno seguendo, le persone che ci seguiranno in streaming. Esattamente. Volevamo appunto rivolgere i nostri saluti a tutti quanti gli emigrati. Iniziamo partendo dalla Germania, andiamo fino in casa della famiglia di Remo Cillocco, poi salutiamo Maurizio Vacca e la sua famiglia, Salvatore e Francesco Pilloni, le sorelle Rosanna e José Mandis da Torino, mio amico fraterno Ubaldo Pugeddo che si trova in Romania, Sandro Mandis e famiglia a Venezia, Ruggero Vacca in Spagna, un grandissimo saluto a loro. Di nuovo in Germania per salutare Wilfried e Santina Fedrich, Ireneo Farri Sabra. Sono tutte persone che ci chiedono ogni anno di essere salutate durante la diretta. Salutiamo Gabriele, Simona e Brunilde di Appiano Gentile, Omar Nunez a Torino, Agnese Urru e Nino Zingaro a Giarre, Renato Urru e famiglia a Santa Maria Vicco, Frank Lopicco in Francia, Valentino Cove e famiglia a Torino, Martina Feno a Londra, ci dovrebbero essere anche i genitori, spero che arrivino prima che chiudiamo il collegamento, altrimenti li mandiamo noi un grosso abbraccio da parte della famiglia. Gianni e Roberto Pugeddo a Olbia, c'era Elsa che voleva salutare, ci teneva in maniera particolare, speriamo di riuscire ad avere qualcuno di loro per mandare i saluti. Se nessuno si avvicina, tra qualche minuto possiamo anche chiudere il collegamento, almeno per quanto mi riguarda, mentre Sergio vi farà arrivare ancora delle immagini della piazza, delle Leoneddas, dei Cavalieri. Per quanto riguarda la parte parlata, diciamo, io vi saluto, vi do un abbraccio da parte mia, di Sergio che, ripeto, è in regia, che ha eseguito il filmato, e di Franco che ha curato la regia da casa. Sperando di essere riusciti ad inviarvi
qualcosa di quantomeno decente. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata, vi pensiamo da Vilano Vaforru, vi aspettiamo l'anno prossimo collegati, vi abbracciamo, da parte nostra un grande abbraccio e un grande bacio. A prestissimo, arrivederci a tutti a Trosano. Non si cava mai. Martina. Ciao Martina, come stai? A posto? Stavo cantando un motetto strategico. Ciao. Jak jest piękny. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Gdzie koncert ma? No tutaj gdzieś, tak? Wszyscy czekają. Già mandato. L'ha fatto, sì. Ciao. Sono bispe. I paesi vicini. Ce n'è che uno di Villanova, no, suonava. Giovane, la bella. C'è ancora in diretta? Tu Andrea? No, ma non è che la si invita di così. Non sto, non lo chiaro in tanto, non sono Non si può parlare. Vedo via sta, bravo Sergio. Sale.
Freccia. Sei sceso subito, Quasi, subito. su, quando è passata la processione. Znowu coś nie dotknęłam, gdzie tu trzeba. Wait a minute. Sergio, non credevo. Sì, c'è la festa, bella, bella. Dopo vieni, vuoi vedere come si apre la borsetta? Queste cose. Guarda su. Mi riesce a giocare.